Le cuzzole, ci occorre delle acciughe, pomodoro secco sott'olio e le olive taggiasche. Coltello e sminuzziamo grossolanamente. Iniziamo subito sciogliendo il lievito in acqua a temperatura ambiente. Inserite tutto il resto degli ingredienti e cominciate ad impastare. Trasferite l'impasto poi in una spenatoia e terminate l'impasto là, facendolo poi lievitare. Questo è uno short, Lo quindi è facciamo un lievitare video fino a breve. raddoppio. Ma se siete Cerchiamo di incuriositi da questa ottenere straordinaria ricetta, vi lascio il link in descrizione, il quale vi proietterà nel video integrale e lì troverete anche il ricettario scritto con tutta quanta la grammatura. Potrete così cimentarvi appunto nel preparare questi deliziosi antipastini dal profumo siciliano e potrete così esclamare un sontuoso Beh, dai!